Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Siamo su F1, prossima gara, Gran Premio d'Olanda, sono proprio curioso di affrontarlo. Eccola qua la nuova livrea finalmente con il terzo sponsor di SB Optics, che l'obiettivo è arrivare in top 10. Quindi abbiamo, adesso vediamo di fare un po' il tutto. Allora, attività. 3 giorni. Cosa potremo fare? Farei 2 giorni. Farei questo. Il sollevamento poi spendiamo un po' di soldi, con un giorno non faccio nulla e ok. E abbiamo il Gran Premio, strutture, ricerca e sviluppo. Allora, cosa stiamo sviluppando? Abbiamo solo di importanza anteriore della aerodinamica. Siamo ancora al terzo team, l'Alfa Romeo è salita, ma è scesa l'Alfa Tauri. Allora, questo ce lo spariamo e non abbiamo più un cacchio. Vai, cioè, voglio potenziarmi bene il motore per il momento. Qua abbiamo come siamo messi. Insomma, cominciano i pezzi a distruggersi. Siamo noni nella costruttori. Nella classifica piloti 15esimi, vabbè gli ultimi praticamente di quelli appunti. Risultati stagione. 11esimi, noni, 15esimi, 13esimi. Vabbè dai, poteva andare peggio. Trofei chiaramente ancora niente. Rivali, direi che siamo messi molto bene con il Giovi. Dettagli piloti, 2 punti, piazzamento 12esimo, media griglia 13esimo, giri percorso 6. Va bene. Ok. Avanziamo col tempo. Abbiamo un'intervista, ce la spariamo. Adesso però voglio vedere anche il discorso di Mick Schumacher, perché mi sono rotto i maroni di Ghiotto, con tutto il rispetto, ma no. Eccoci qui nel quartier generale del nuovissimo team di Formula 1. C'è tanto da discutere. Cominciamo subito. Vai. Quali sono le vostre previsioni per questa stagione? Prima e 3. Vabbè, ci provo, la sparo alta. Parliamo un po' del vostro nuovo pilota. Si sta ambientando? Luca Ama. Parlando di priorità nel tuo team, preferiresti dire che la tua carriera da pilota viene prima? Mm, eh beh, Il vostro team punta al campionato costruttori oppure aspira a fare solo punti? vabbè, diciamo che la sto un po' sparando. Il tuo secondo pilota sembra trovarsi sempre più a suo agio con l'auto. Vi state concentrando sul suo allenamento? Sto facendo progressi, ma credo che potrà fare di più. Sì. Grazie ancora per averci invitato. È stato fantastico. Ma poi perché non mi fa l'intervista una bella gnocca, però? Perché Claire ormai ha rotto il cazzo. Bene, allora. Mercato piloti, io voglio Mick. Tanto qua presumo che saliranno i piloti. Secondo me, cioè, vediamo, Leclerc, mi sembra, non mi ricordo, però penso che insomma ci sia una salita da parte di tutti, se no ha poco senso. Poi facciamo 2 conti, Leclerc è a 10, vediamo se salirà, insomma, penso proprio di sì però. Ok, ok, allora Mick Schumacher. C'è anche Alesi, Giuliano, io voglio Mick.
Ok. Adesso il mercato è chiuso. Osserva, ok. Ah, ok, ogni 8. Ok, va bene, noi osserviamo Mick Schumacher, il nostro pupillo. Fa un po' cagare, però lo tiriamo su noi. Ciao Mick. Il cuore viene prima di tutto, mi interessa. Buono. Allora adesso qua compriamo. Cioè, io comprerei anche qualcosa, ma non ci sono i money. No, questo sinceramente no. Vabbè, qua è meglio aspettare sinceramente per non fare cappelle. Ok. Ok, impatto importante, giovedì 14 maggio ci arriva il motopropulsore, la testata. Ok, però stiamo bene, siamo saliti anche. Siamo saliti. Abbiamo superato l'Alfa Tauri che ha perso praticamente in meno di in meno di 2 settimane 2 posti. Very very good. Guardate che bello però leggere Commenda GP è qualcosa che cioè, ti fa godere troppo sinceramente. Buono, buono. Bel weekend. E niente raga, ci becchiamo chiaramente come sempre dopo le qualifying session. Qua è un po' come Vietnam, è una gara che dobbiamo un attimo capire, però è molto diversa, anche molto più corta. Sono più fiducioso rispetto al Vietnam qua in Olanda, anche se è chiaro che l'uomo da battere probabilmente è Max Verstappen, l'olandese volante. Niente raga, saluto il comandante veneziano, alla prossima, ciao! 35 anni fa il grande Niki Lauda ottenne la sua 25esima ed ultima vittoria proprio qui a Zandvoort, lanciandosi dalla 10ª posizione e battendo il suo compagno McLaren Alain Prost per 2 decimi di secondo. Oggi siamo di fronte a un circuito diverso, ma porta con sé un'eredità incredibile alla quale si va ad aggiungere il Gran Premio d'Olanda del 2020. 4 a sinistra, 10 a destra, per un totale di 14 curve che completano lo strettissimo e complicato circuito di Zandvoort con innumerevoli avvallamenti e innalzamenti della superficie del tracciato lungo 4 km. Di certo i piloti manterranno sempre la concentrazione oggi. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Leclerc, Vettel, Max Verstappen e Albon, Ricciardo, Perez, Stroll e Carlos Sainz, Ocon, Norris, Dani Kvyat e Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi, Kevin Magnussen e Pierre Gasly, Ghiotto, l'uomo della pioggia, Latifi, infine George Russell in ultima posizione. Chissà chi. Ragazzi, purtroppo 20° tempo, ma proprio andiamo malissimo. Con un po' di fortuna potresti riuscire a farti strada in pista, però Proviamo. serve un'ottima partenza e dovrai faticare parecchio nei primi giri. Proprio, dico già che è stata una gara iper sfavorevole per il momento, anche nelle prove libere ho fatto fatica, non sono mai riuscito a trovare un tempo degno di nota. Questa sarà una battaglia, livrea nuova, bellissima, però devo cambiare un po' sempre sto giallo, che tende sempre, non capisco il perché, cioè in pista sembra più un verdognolo che non mi piace, deve essere più come i guanti che vedete qua. Vabbè raga, andiamo, ma ripeto, sarà veramente, veramente dura, ci vuole una super bagarre. Ok. Vai raga, primo Gran Premio d'Olanda, devo fare l'impresa titanica qua. Devo stare davanti l'obiettivo è stare davanti a Ghiotto e Giovinazzi.
Questi sono i 2 obiettivi. Tanto ottima partenza. Vara, Vardi. Mamma che bagar. Uff. Qua proviamo l'esternazzo puro. Yes, very good. La macchina è a posto. E adesso comincia la vera gara. Abbiamo le hard, finiremo con le soft. Ma il settore centrale che perdiamo non so neanche quanto, veramente. Sia in qualifica che prova libera, veramente problemi incredibili. Sì, proprio nel settore centrale non sono capace a guidare. Proprio non sono proprio una pippa obesa. Qua. Leggermente aggressive, ma va bene. Dovrò allenarmi tanto qui però, che veramente faccio schifo qui in Olanda. Primo giro andato. Tanto c'è già un gruppetto che è fermo dall'altra parte. Questo può essere positivo. Che c'è sia Giovinazzi che Ghiotto. Ah, qua brutto errore, Raikkonen mi supera. Alle soft però, Kimi. Quindi ci sta. Noi abbiamo addirittura le hard. Siamo bambini hard noi. Solo che il passo che ho in Olanda è paragonabile a quello di un bradipo in calore. Purtroppo. Dai. Questa poi è una curva, ragazzi, che in libera ho sbagliato tipo 600 volte. Gara che non è neanche brutta, di la verità, comunque un giro corto, sali scendi così, però non mi sto trovando per il momento. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Niente, siamo 14esimi, molto indietro, ma pensavo peggio. Diciamo che ho fatto una bella partenza, questo mi ha un po' salvato. Mamma mia, qua ho rischiato il ritiro invece. Ho cercato di mettere poca benzina per rimanere su standard, anche per i componenti che, raga, non siamo messi bene. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Mi fa piacere. Però veramente gara iper complicata per il talentissimo. Questa chicane qua, ragazzi, è di una difficoltà immensa. Veramente dura. Giovinazzi dietro di me. Il motore sembra in cattivo stato. Preparati Bene. al calo della potenza. Quantomeno non sto perdendo Il distacco dal tuo troppo. compagno di squadra è 9,3 secondi. Comunque l'obiettivo è stare davanti a Giovinazzi, ovviamente. Voglio vincere la prima rivalità. Adesso il prossimo giro proveremo anche la miscela grassa. Guarda che lotta di qua tra Raikkonen e Kvyat. Buttatevi fuori magari, no? Niente? Peccato. Ok. Ai, l'è dura Beppe, l'è molto dura. Eccoli qua, il solito errore. In questa curva proprio mi fa cagare. La cosa, ahimè, è abbastanza ufficiale.
Aspettavo una partenza con qualche incidente e non c'è stato nulla. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. Tanto lei con il supera Dani Chiat. Buono. Chiat secondo me possiamo anche superarlo. Paradossalmente comunque abbiamo un ritmo migliore in gara rispetto alle libere e alla qualifica. Non chiedetemi il perché, ma è così. Nonostante che vedo Giovinazzi comunque sta recuperando, però lui ha anche le medie, Io sono l'unico con le hard qua in questo gruppetto. E comunque sto tenendo testa, non sto perdendo troppo. Non male, non male. La prima stagione lo sappiamo, è sempre dura. Però 2 punti li abbiamo presi. Ne dobbiamo fare altri però, Ottima prestazione, stai recuperando terreno sulla vettura. Vedo? Davanti a te ha un ritmo Sì. di 1 secondo al giro. Sì, Chiat, ce lo stiamo mangiando e lui ha le medie. Problemi per Chiat. E finora non abbiamo sentito problemi per altre macchine. Ritiri sì, safety car. Grosjean fuori. Romain Grosjean fuori. Sono iniziate anche le soste. Io sono in lotta pura con Chiat, raga. Ma lotta di quelle belle. Comunque. Mamma mia. Per fortuna. Qua ho rischiato, Ok, sei nella top 10. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 15,3 secondi. Bella gara, nel senso che comunque non ho perso troppo dai miei rivali. Pensavo molto peggio in gara, invece ho proprio fallito libere e qualifiche, per carità. Cioè non è poco, però. Ghiotto comunque non pervenuto. Voglio Mick. Voglio tirarmi su io Mick. Ok. Abbiamo Ricciardo dietro che ha fatto già la sosta. Chiaramente non andremo mai a punti oggi, salvo safety car, ve lo dico già. La mia strategia è un po' pazza. Serve bagar. Serve il classico bagarotto, come si suol dire. Ho leggermente rischiato, ma proprio leggermente, L'è dura, Beppe, l'è dura. Guarda Ricciardo. Ok, via libera. Un deficiente Ricciardo. Un pazzo Ricciardo. Tutto lui ha fatto. E comunque ancora dietro di me, quindi non è stato niente di troppo grave, però ha rischiato di andare fuori. Problemi suoi, sinceramente, a me non me ne fotte niente. Giro record di Valtteri. Fastest di Valtteri. Noi abbiamo la sosta al 24esimo giro, mamma mia. Tra un'eternità. Siamo ai box. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa. Vai, vai, vai. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era 13esimo.
Beh, dai. Dai, va bene, va bene. Gli ultimi giri che ho fatto mi hanno regalato, perché la proiezione era 15/16. Siamo 13esimi, vicinissimi a Raikkonen, per esempio, che alle hard. Godo. E adesso però posso farmi veramente dei giri con le soft. So cazzi vostri adesso, eh. Solo che se ho solo vicino Kimi e posso recuperare solo una di posizione. Ghiotto 14esimo, incredibile Ghiotto, bravo Ghiotto. Però potevano fare parallelo il campionato di F2, così vedevamo i miglioramenti degli altri piloti. Questo poteva essere una cosa interessante. Va bene. Ok. La zona punti è impossibile, salvo veramente colpi di scena. Ecco, la safety car può sì regalarmela, se non... quello sicuramente. Vai. Distacco dall'auto. Ghiotto però vai box. Ok, mi sembrava impossibile di vedere Ghiotto così messo bene. Kvyat. Questa sfida con Kvyat continua. Però guardate in curva quanto guadagno. Miglior primo settore assoluto. Qua potrei fare anche il fastest. Sarebbe bellissimo. Nah, coglionazzo. Pippone che non sei altro, Come. Ok. E adesso me lo pappo. E adesso me lo pappo. Mamma mia. Oh yes. Non è fastest però. Non c'è il fastest. Sainz non è lontanissimo. E c'ha le hard anche lui. Adesso bisogna spingere a manetta. Strategia comunque giusta. Grande Come. Pensavo di far schifo qui in Olanda, invece la stiamo ribaltando. La stiamo ribaltando. Dopo una prova libera e dopo libere qualifiche da cioccolatai. Ok. Very godo Come, very godo. In realtà siamo 8 secondi dalla zona punti, non sono pochi, qua facciamo un brutto errore. Brutto errore. Questo non ci voleva proprio. Il cagatone è stato fatto. Secondo voi, ma spero tengano anche le gomme? Dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Siamo 12esimi. Quanto vorrei fare un altro punticino. Purtroppo nessuno deve andare ai box. Serve qualche ritiro, qualcosa che però non succede purtroppo. Noi stiamo tirando veramente a cannone. Come si dice, ho fallito al fastest però. Che delusione fallire il fastest. Forse Kimi riesco a prendere. Il distacco dalla vettura davanti è 2,4 secondi. Ma Sainz non credo proprio. Ok.
fatto un ultimo settore, Il distacco dal tuo compagno di però squadra veramente è bello. 22,8 secondi. Come la stiamo tirando, fioi. 2 secondi recuperati in un giro anche a Sainz. Raikkonen dovrei farcela, salvo cagate mie. E adesso è bella però, Adesso è veramente una bella gara. Peccato non fare il fastest, però. Abbiamo il DRS adesso, però. C'è il DR. Guarda quanto abbiamo perso molto da Sainz, però, Attenzione, Kimi mi dà l'esterno. Sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine E me lo sono preso tutto, E adesso però ho paura che la rimonta possa concludersi qua, purtroppo. Peccato però, veramente, perché strategia perfetta, passo gara importante. a sufficienza per altri 5 giri. Bisogno di problemi davanti, possibile un po' di fortuna, dai, voglio. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 Da al Sainz non recupero tanto. La McLaren è molto più forte di noi. Però soft hard, cazzo, la differenza c'è. Pare con le gomme usurate. Cioè non ho più le gomme fresche. Gigi è fuori. Gigi è fuori. E Gigi è davanti a noi per forza. Spero proprio di sì, cazzo. Gigi è fuori. Dammi il punticino. Dammi il punticino. Attenzione, attenzione. E me lo piglio. Saluti a Gigi. E siamo decimi, mamma mia. Mamma che cume. Ok, via libera. Ok, Beppe. Decima piazza, non ci voglio credere. Il vero miracolo. Stiamo portando a casa un punto incredibile. Ma veramente incredibile. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Peccato fare potevo avere un punto in più con il fastest. Peccato, ormai non lo faccio più, le gomme anch'io messe male. Poi Sainz sfrutta il DRS con Stroll, quindi opera impensabile, non ho ancora il ritmo per la McLaren. Però il ritiro di Hamilton ci ha dato una grossa mano. Ok, Michela Standa, almeno proprio. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Non preoccuparti. 56 comunque. La strategia però mi ha dato la possibilità di fare, toccando ferro, di non far cagate, la 10ª posizione. Sei all'ultimo giro. Certo che il ritiro di Gigi a 3 giri dal termine è stato qualcosa di incredibile. Grazie Gigi. Come on Gigi, come on! Giro record di Charles e vince Charles. Chiude così Charles. Mamma che Charles. Complimenti a Charles che vince il Gran Premio d'Olanda.
Per noi però c'è la possibilità di un 10° posto che vale tantissimo in ottica mondiale. La distanza tra te e la vettura davanti è di 7 secondi. Sono milioni di euro in più che ci arrivano nelle casse il prossimo anno, speriamo. Yes raga, yes. Spero di vincere il pilota del giorno, partivo 20°, speriamo, speriamo, speriamo. Oh yes. Yes. Ok, prendi la gomma e porta Va a bene. casa. Grande Kuma. E pilota del giorno sono io. Yes! Avevano dubbi sulla loro vittoria qui a Zandvoort, ma ci sono riusciti e anche in grande stile. Grande Kuma comunque, Cosa si sono dimostrati superiori ai concorrenti? Può sembrare riduttivo, ma credo che la qualità dell'auto abbia giocato un ruolo fondamentale. Possiamo discutere di piloti finché vuoi, ma senza un team esperto alle spalle è impossibile ottenere risultati. E quando il talento Oh ma fammi vedere, sono il pilota del giorno, niente. Mi odiano, sono già gelosi. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È Sì. una grande vittoria per una grande scuderia. La Ferrari non ha deluso le aspettative. E adesso, oh, champagne! Ok, chiudiamo decimi, non mi hai mai pensato sinceramente. E qua alziamo ancora. E siamo al livello 6. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale. Beh, ho piloti. girato bene, Max però alla fine con le Verstappen sta soft. ancora di più gli avversari in classifica dopo una grande prestazione. Passando al pilota del giorno. Ritiro Grosjean, Hamilton non è ritiro perché comunque sono gli ultimi giri. L'uomo della pioggia. Molti L'uomo della piloti si sono pioggia. messi in luce oggi, ma credo che lui sia stato l'unico Eccoci a qua. sfruttare a pieno il proprio potenziale. 3 E passiamo ai punticini. costruttori. La Red Bull aumenta Va bene, va i bene. punti di Dai, vantaggio. non è male. Prestazione anche per la Racing Point, che dopo Vedo che questo Verstappen, ragazzi. Max vuole il mondiale. Max lo vuole. Ma non glielo daremo mai. Prestazione stupenda. Vinco io il mondiale, vinco tutte Di adesso. sicuro sarà una gran soddisfazione. Sì, amore. Stavi zigzagando tra gli altri piloti durante la corsa. Ok. Possiamo dire che stai andando al Sì. di là delle aspettative, no? Ragazzi, poi sono il Hai Kuma. lasciato un sacco di vernice sui muri oggi. Ti mancava aderenza o hai valutato male qualche... Ma questo lo dici tu, non ho lasciato molte robe. Oggi più che Formula 1 sembravano autoscontri, no? Ok. Ti ringrazio. Buono, buono. Hamilton ci ha veramente regalato un punto d'oro, cacchio. Qua Giovinazzi lo stiamo letteralmente massacrando. Io vado a livello 5, Ghiotto poveretto. Insomma. E vinco anche i soldini, ok, il DSB mi dà benissimo. Vabbè, qualche dannetto in realtà l'ho fatto però. È vero. Vabbè, non ha influito però. Benissimo ragazzi. Raga, che dire, un saluto del comandante veneziano. Stiamo andando alla grandissima. Ciao!